Buonasera a tutti e benvenuti in una nuova puntata del Salotto di Pamela, in questo spazio incredibile realizzato in modalità totalmente sostenibile ed ecologica da Paper Eco SRL. Saluto anche tutti i brasiliani che ci stanno guardando in questa bellissima domenica. Saudações a todos os brasileiros que estão olhando para nós nessa noite de domingo. Partiamo allora con la presentazione degli ospiti, anche perché non vedo l'ora di conoscerli e di intervistarli, conoscere anche la loro storia, no? Il loro percorso e la passione anche che li guida ogni giorno e soprattutto come siano riusciti a trasformare le proprie idee in progetti concreti. Abbiamo come primo ospite Roberto Pesce, lui è un organizzatore di eventi impegnato in particolare nell'area della Riviera del Brenta. Buonasera signor Roberto, un piacere averla qui con noi. Buonasera. Poi abbiamo Marta Vanina di Due Vioro, di Campalto di Venezia, che insieme appunto alla sua socia portano avanti una realtà dedicata al mondo della gioielleria e di queste creazioni preziose, prestigiose direi, no? Buonasera anche a lei signora Marta. Buonasera a tutti. Poi abbiamo con noi Maria Valentina Vanceo, ente di formazione di Confesercenti Veneto, che da anni, pensate, segue progetti dedicati alla valorizzazione e alla promozione del settore del gelato artigianale. Noi che amiamo il gelato, che è venuta proprio a parlarci soprattutto di questo. Buonasera anche a te, Maria. Buonasera. Poi abbiamo Roberto Giuffre, che ogni volta lo chiamo Giuffre, invece sarebbe Giuffre. È venuto a ritrovarci della pasticceria Milady di Marghera. Con lui parleremo di novità, creatività e del lavoro che c'è dietro al mondo della sua pasticceria artigianale. È un piacere riaverti qui con noi, Roberto. Buonasera Pamela, buonasera a tutti. Allora, partiamo, ma prima di partire io voglio ripresentarvi i carissimi, io veramente li adoro perché sanno proprio ballare, hanno quel ritmo che piace, sa anche divertire. È qui con noi la scuola di ballo, i Che Swingers. Pensate, loro fanno boogie woogie e jive, giusto? Ho detto giusto? Grande. Allora non vedo l'ora di vederli tra un pochino, ma prima intervistiamo Roberto, che ho preparato alcune domande per lui. Come vi dicevo prima, lui è organizzatore di eventi. Quindi Roberto, non so, vuoi parlarci un po', perché in particolare segui anche soprattutto la zona della Riviera del Brenta, giusto? Sì. Prego. Sì, diciamo che ormai sono anni che organizzo manifestazioni a scopo benefico e vedi l'ultima dell'anno scorso che abbiamo proposto Musica e Solidarietà sotto le stelle, che la stiamo riproponendo anche quest'anno. E diciamo che sono manifestazioni che il ricavato lo devolviamo ad associazioni che operano nel campo del volontariato nella Riviera del Brenta. Ecco. Queste associazioni le vado ad elencare, sono l'associazione La Cometa di Giari di Mira, che si occupa di persone portatori di handicap. Abbiamo Famiglia Abilità, che si occupa di Campolongo Maggiore, che si occupa di bambini autistici. Abbiamo l'associazione Sole Donna, che poi ne parlerete con il presidente. E poi c'è un'altra associazione, Mobilitati, che sono un'associazione di persone anziane che quando faccio queste manifestazioni sono sempre presenti. A queste associazioni l'anno scorso, grazie a Musica e Solidarietà, abbiamo devoluto 15.000 euro. Wow! Spero di ripetermi anche quest'anno. Esatto, dai. Spero di ripetermi anche quest'anno e volevo appunto cogliere l'occasione e ringraziare lo sponsor ufficiale, se si può, Cristian Giardini, ma non solo, anche tutti gli altri sponsor, che se non è per loro certe manifestazioni non riusciamo a portarle, anche perché sono manifestazioni che costano. Basta vedere, diciamo, i complessi che abbiamo. Se li posso, abbiamo, certo, prego. Abbiamo sabato 30 apriamo diciamo, le serate con gli Ascolta, una cover dei Pooh. Questo quando? Questo è sabato 30 maggio. Ok. 30 maggio, sempre in piazza Mercato Adolo. Ok. Poi abbiamo il 31 maggio che abbiamo Voglio tornare agli anni 90, che l'anno scorso... Un po' di musica anni 90, no? Mettete. Voglio tornare agli anni 90, quindi è una cover che ci ha riempito la piazza veramente, siamo rimasti un po' tutti a bocca aperta. E poi abbiamo il 1° luglio, abbiamo la cover di Diapason, cover di Vasco Rossi. Bello.
E alla domenica il martedì 2 giugno abbiamo una serata con Radio 80. Ah sì, che è anche festa il 2 giugno. Sì, bella anche festa della Repubblica, che difatti assieme all'amministrazione sarà anche la festa della Repubblica. Insomma. Anzi, colgo anche l'occasione di ringraziare l'amministrazione comunale di Dolo e la Proloco di Dolo che ci stanno dando una grossa mano. E di solito come proponete questi eventi? Come propone gli eventi? Tramite i social? Sì, li proponiamo tramite i social, oppure faccio dei pliant, certo. dei libretti, perché è grazie a queste cose qua che che riusciamo ad affrontare le spese, altrimenti sarebbe un po' dura, ecco. Beh, è bellissima questa associazione da parte sua. E come le è nata questa passione proprio di intraprendere? Ma io sono diciamo che dall'86 che organizzo, perché io sono di Mira, che organizzo manifestazioni. Sono partito organizzando dei tornei di calcio, delle canicole, e grazie a queste manifestazioni sono riuscito a donare 4 pulmini per i disabili a varie associazioni del comune. E lo faccio proprio, lo faccio con il cuore, perché so che gli obiettivi sono bello da parte sua. Sì, è una grossa soddisfazione, ecco. Assolutamente. Sì, e adesso speriamo bene, perché ogni manifestazione ha la sua storia, e non si sa mai, perché sei sempre condizionato dal tempo. Poi adesso, ma poi rischi di investire dei soldini per degli scopi che magari poi vanno in fumo, ma fino adesso non mi è mai capitato. Bene. Cruciamo le dita. Cruciamo le dita, bravo. Cruciamo le dita. Però bella cosa da parte sua, veramente, poter aiutare le altre persone. Sì, ma è un riscontro positivo che anche dalla gente, perché la gente viene là proprio, entrano nel clima della solidarietà. Certo. Poi abbiamo anche abbinato una lotteria che tutto serve per accumulare, per tirare su dei soldini per le associazioni, ecco. Assolutamente, a volte penso che buttiamo via tanto via di quel denaro, che per fare questa cosa qua, fare del bene è la miglior cosa. Sì, veramente, anche perché poi i soldi vanno proprio, li consegniamo in mano. Poi se posso far vedere. Certo, prego. L'obiettivo dell'anno scorso, questa è la foto. Io ogni fine manifestazione, facciamo gli assegni e li consegniamo in mano alle persone che devono andare. Non è che li mandiamo tramite, che poi non si sa mai cosa arriva, cosa non arriva. Io ho fatto delle bellissime feste anche su dei ristoranti in Riviera, e a fine serata facciamo l'assegno davanti alle persone, perché lo scopo era quello, e la gente ci crede e vedono dove vanno i soldi. Ecco, una grossa soddisfazione da parte mia, anche da parte di chi riceve questo. Sì, assolutamente. Va bene Roberto, grazie. Poi comunque alla seconda tranche parleremo ancora un po' di più di questi eventi. Grazie. Passiamo la parola a Marta Vagnin di Due Vioro, di Campalto di Venezia, come ho detto prima, insieme alla sua socia. Portano avanti questa realtà veramente prestigiosa, no? Che si tratta appunto di gioielli, che ce ne ha portato alcuni anche, come potete vedere, che sono stupendi, bellissimi. Complimenti alla signora Marta. Grazie. E mi spieghi un po' com'è nata un po' la sua passione per il mondo della gioielleria e di queste creazioni, no? Allora, la nostra è una storia che parte dal 1962. Con papà, che al suo tempo ha aperto un negozio di riparazioni di orologi. Lui era un orologiaio, e con il tempo la sua attività si è ampliata, è diventata un'oreficeria, sempre con laboratorio orafo, e con l'aiuto della mia mamma e della nostra nonna ha portato avanti la sua attività e l'ha ampliata. Negli inizi degli anni 90 sono arrivata io, ho studiato ragioneria, e per cui ho preso la parte commerciale dell'attività e logicamente anche la parte della vendita. E nel frattempo Laura, mia sorella, ha studiato all'Istituto d'Arte, oreficeria, e poi ha lavorato
molti laboratori per perfezionare anche la sua arte, ecco, chiamiamola così. Nel 2003 papà è andato in pensione e allora io e Laura abbiamo pensato di proseguire la tradizione di famiglia e abbiamo aperto la nostra oreficeria, l'abbiamo chiamata 2 Vioro proprio perché il nostro cognome è Vanin e abbiamo messo le 2 V per mettere in risalto questo. 2 sorelle. E per cui adesso sono praticamente più di 20 anni che noi abbiamo questa attività, perché appunto come dicevo è dal 2003 e logicamente siamo partite un po' avvantaggiate perché comunque avendo già l'attività avviata del papà per noi è stato, diciamo, semplice, ma comunque ci ha aiutato molto a proseguire l'attività. Noi ci basiamo più che altro sul laboratorio orafo perché appunto avendo Laura che fa questo mestiere logicamente viene da sé, viene naturale insomma che facciamo questo. E poi nel 2018 abbiamo pensato di fare questa nuova collezione che noi chiamiamo collezione Venezia, l'abbiamo chiamata così, proprio perché sono dei gioielli che hanno la forma della piantina di Venezia. Sì, magari poi vi racconterò un attimo la storia un po' di più. Ecco, quello che noi vogliamo, la nostra passione è cercare di rimanere dove siamo nel territorio, perché Campalto è un territorio, sì, un paese un po' al di fuori di quello che è proprio il centro, però a noi piace moltissimo, abbiamo i nostri clienti affezionati, abbiamo sempre vissuto noi a Campalto, per cui vogliamo proprio portare avanti questa nostra tradizione nel nostro paese, sì, questo decisamente sì. Ma poi mi parlerà anche dei gioielli che ci ha portato, no? Magari alla seconda tranche ci spiega un attimino anche cosa rappresentano per voi e che emozione anche vi trasmette nel momento che vi create. E quella è la parte che mi piace di più, quando si parla di emozioni io mi sciolgo. Grazie Marta, passiamo la parola a Maria Valentina Vanceo dell'ente di formazione di Confesercenti Veneto. Come vi ho detto prima che da anni segue progetti dedicati alla valorizzazione e alla promozione del settore del gelato artigianale, no? Mary o Maria? Posso chiamarti? Ma ci sta Mary. Mary, che bello, Mary, più dolce. È un piacere averti qui con noi. Mary, intanto partiamo un po' dall'inizio, no? Come nasce il tuo lavoro nel settore del gelato artigianale? Pamela, grazie, è un piacere essere qua questa sera, buonasera a tutti. Allora, attualmente appunto siamo a qualcosa che si è evoluto nel tempo, quindi adesso sono in veste appunto dell'ente della formazione della Confesercenti che è il CESCOT Veneto, siamo un ente accreditato anche dalla regione, insomma, e facciamo un po' di cose, supportiamo gli esercenti, una di questa parte appunto è anche il comparto del gelato, ma non per forza. In verità la veste passata mia è stata legata più che altro a una collaborazione continua con la Fiera di Longarone, che da più di 60 anni appunto organizza anche la mostra internazionale del gelato. E nello specifico non solo mi occupo di progetti diciamo innovativi, ma gestisco e anche scrivo progetti europei. La Fiera di Longarone diventa capofila di un progetto europeo che tocca 14 paesi, più gli associati sono 17 e da 4 anni in qua, fino a appunto marzo 2026, è stata impegnata a costruire la strada europea del gelato, oltre che a organizzare la sua mostra internazionale. Parte mia, quella della burocrate, però in verità il punto di partenza anche appunto, qua mi leggo al gelato, è la conoscenza e il fatto di credere che lo sviluppo territoriale parte dall'identità e parte dalle persone. E avendo conosciuto tanti gelatieri appunto dentro questa mostra, ma anche nel mondo, perché veramente abbiamo visto più di 300 gelatieri e anche tanti altri enti che sono interessati non solo come Confesercenti ma anche come Longarone Fiere o Venice Promex, che anche loro sono dei collaboratori attivi in questo caso per le iniziative che arrivano adesso, ma sto un po' parlando del passato e del presente.
E Confesercenti come mai, nello specifico Cescot Veneto, è impegnato appunto a supportare questo comparto? Perché, data la collaborazione passata e un po' la veste del fatto che il factotum del progetto europeo, un po' coordinando per la fiera appunto questa cosa, sono venuta a conoscenza veramente di tante realtà sul territorio, non tutte, perché non è da escludere, in parte, nello specifico della gelateria alle Terme di Filippo Bano, che in verità lui è anche il presidente dell'associazione Associazione dei gelatieri artigiani del Triveneto, nonché quella nazionale. Lui è una persona che ci ha aiutati veramente a promuovere il gelato e anche noi come ente a conoscere di che cosa sta dietro a questo tipo di prodotto. Ed ecco che appunto l'impegno nel continuare a supportare questo mondo è tanto, perché loro, conoscendo la loro storia, conoscendo quello che il mondo del gelato artigianale vuole rappresentare, vuole continuare a non perdere, perché è una tradizione. Assolutamente, soprattutto il gelato. In Italia. Non solo montagna, ma come i colli, come il centro di Mestre, come ovunque, perché le gelaterie e chi ha la passione parte da Val di Zoldo. Sì. Poi c'è tutta una diatriba lì, perché ovviamente tutti hanno la loro storia, ma in verità l'identità parte dalle persone, e a chi appartiene questo mestiere poi cerca di trasmetterlo e di continuare a dare supporto al territorio, un po' quello che anche la collega, Marta, la Marta raccontava. E perché secondo te il gelato italiano continua ad essere una delle eccellenze, diciamo, più apprezzate anche all'estero? Per la qualità probabilmente, e il gusto autentico. Prodotti, no? Sì, assolutamente, quello senz'altro. Poi quando lo fai non solo con passione, ma usando prodotti del territorio, ancora di più, al di là della KCCP, dei disciplinari, che è un po'... e anche delle nuove tendenze, comunque è la qualità che fa la differenza. Nonché a dicembre sappiamo che è diventato uno dei prodotti della lista dei prodotti del Made in Italy, e quindi a maggior ragione gelato per questa ragione ha una ricetta dietro, ha delle qualità, ha dei prodotti. Parlando anche di salute, no? Che adesso e di salute anche. Il gelato proprio per la salute stiamo facendo. Sì. L'ultima volta avevamo avuto anche un ospite, che è proprio il gelataio, che ci ha parlato di questo gelato a base di basilico, di aloe, cioè era proprio un mondo tutto al pepe, cioè tutto un altro mondo, no? E quindi è bello adesso scoprire questo mondo adesso anche con Filippo Bano, no? Come diceva. Assolutamente sì. Poi magari in un secondo momento vi racconto quello che stiamo organizzando insieme, concretamente, molto volentieri. Eravamo presenti alle Olimpiadi, sia a Milano che a Cortina, e una squadra giamaicana, in verità, assaggiando questo gelato dopo che dei zoldani hanno fatto il cono, poi hanno prodotto una volta questo gelato per mostrare, no? E tutto questo è uno dei gelati migliori che abbia mai assaggiato in vita mia. Dopo mi devi anche spiegare come si sente la qualità anche del gelato nel momento che lo metti nel palato. Dopo voglio sapere anche io. Volentieri. Perché è difficile anche capire un buon gelato. Sentirlo. Passiamo la parola a Roberto Giuffè della pasticceria Mileti di Marghera. Roby, è sempre un piacere averti qui con noi, perché ogni volta a lui piace farmi ingrassare che lui ci porta queste meravigliose prelibatezze, e quest'oggi immagino che hai delle novità per noi. Raccontaci un po'. Buonasera a tutti, buonasera Pamela. Buonasera. Allora, oggi abbiamo portato delle innovazioni. Abbiamo portato i nostri margherini classici, poi abbiamo portato quelli al forno con i vari gusti: cocco, fragola, frutti di bosco, cioccolata, chantilly, gocce di cioccolata, quelli al limone, alla fragola, e poi abbiamo portato i big, che sono la novità, che sono quelli più richiesti per questo periodo, sono maxi, praticamente abbiamo certificati. Questo è per il festeggiato, quindi è l'effetto regalo per il festeggiato. Metti la candelina. Con la candelina, poi vengono tagliati in 4, perché
mangiano in 4 persone. Noi consigliamo sempre il classico perché è più comodo, è monodose, certo. Però scenografia, questo qua sta facendo parlare di sé. Mentre quelli ai 3 cioccolati che non ho parlato prima sono quelli più richiesti, insieme con quelli tiramisù che li chiamiamo mocha, che è una base di pan di Spagna, crema mascarpone, bagnati al caffè fatto con la macchina del caffè al vecchio stile, ok, senza usare prodotti conservanti, cose, quindi questi sono prodotti tutti naturali. Vengono confezionate con queste meravigliose scatole che sono riutilizzabili, 100% riciclabili e riutilizzabili. Praticamente la ditta della Guilin è una delle più grosse aziende a livello di scatole al mondo, hanno 3.000 dipendenti e queste scatole sono praticamente proteggono il prodotto. Poi noi mettiamo una lista ingredienti perché è obbligatoria oggi avere gli allergeni perché ci sono sempre più allergie, e quindi il cliente è anche comodo per il trasporto, per la conservazione in frigo, non viene contaminata con altri prodotti che magari si contengono nel frigo. E poi abbiamo anche quelli che non ho visto, sono quelli al forno. Mi alzo, posso? Sì? Prego. Scusate, questi qua sono al forno. Praticamente hanno chiesto i nostri clienti dei prodotti più leggeri, certo. Allora abbiamo messo la nostra classica linea fritta da parte e abbiamo inserito quelli al forno che sono richiestissimi. Quindi è una pasta semplice di 5 ingredienti: farina, zucchero, sale, uova e latte, e burro. Sono più leggeri, no? E sono più leggeri e la gente apprezza, perché adesso con le diete prova costume, apprezzano questi qua. Però il classico è quello che la gente vuole, il classico, anche perché arrivano da lontano per prendere questi margherini che ormai sono diventati famosi in tutta Italia, ma noi li vendiamo anche nel distributore automatico. Quindi la gente viene là, sceglie sul distributore automatico e prende il prodotto senza bisogno di avere la banconiera, che purtroppo sono sempre più ricercate. È una realtà che purtroppo bisogna dire, ma la realtà è questa. E noi abbiamo inserito anche un nuovo sistema di pagamento con un totem, quindi arrivano dei clienti, digitano sul totem il prodotto che vogliono e la banconiera deve solo consegnare. Quindi possiamo fare un indomani, possiamo fare lavorare i disabili con dei colori specifici, quindi il colore del totem, invece di aver scritto margherino al forno, c'è il colore rosso, il ragazzo disabile vede il colore rosso e consegna il prodotto. Questa è un'innovazione che stiamo inserendo in questo campo della pasticceria innovativa. E poi ci sarà una novità che sarà un track personalizzato, lo stiamo già preparando, è già pronto, l'abbiamo nascosto e questo qua sarà messo in determinati posti, perché l'altro giorno l'abbiamo portato a casa e ci fermavano, ci fotografavano, non riusciamo a correre, allora lo tireremo fuori di notte, viaggeremo di notte perché tutti quelli che lo vedevano lo fotografavano e io non pensavo un successo del genere, l'abbiamo momentaneamente nascosto. Esatto, da chi dall'altra parte non conosce ancora la pasticceria è seguita in tutto il mondo, cioè dai social, sono veramente famosi la pasticceria Milady, no? Da quello su TikTok, Instagram, Facebook, quindi se andate a guardare, chiedere informazioni, c'è tutto sui loro social. No? Abbiamo messo, abbiamo messo anche un looker, quindi la gente con il telefonino prenota il prodotto, perché tante volte arrivano da lontano, non trovano il prodotto, prenota il prodotto, pagano sul telefonino, noi lavoriamo al 95% tutto digitale, compra il prodotto, paga col cellulare, arriva lì, appoggia il cellulare sullo schermo, si apre uno sportello tipo Amazon e si prende il prodotto che hanno prenotato. Che bello, bravo. E non è ancora operativo, sono installate le macchine in vetrina, stiamo aspettando altre 2 macchine che arriveranno nel giro di un mese per poi mettere in funzione tutti insieme e verranno praticamente consegnati sempre con queste scatoline. E in modo gentile, anche perché la macchina ringrazia, saluta, la macchina non sbaglia e quando ha incassato ringrazia il cliente e dice
si ringrazia di aver scelto Pasticceria Mi Millennium. viene così voglia di andare a provare per farlo apposta. Sì, e questo è Va bene. l'innovazione. Grazie Rob, grazie dopo a comunque voi. parleremo ancora di più. Noi ci fermiamo per un attimo che andiamo in pubblicità, però rimanete ancora lì che tocca proprio a loro. La scuola di ballo Geswingers.